Allora, buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Vedo che siamo abbastanza numerosi, quindi l'interesse per la serata chiaramente è una serata importante. La serata di stasera, a parte che ormai vogliamo creare una tradizione perché l'anno scorso abbiamo cominciato così e quest'anno ci siamo ripetuti e quindi ogni anno vogliamo creare questa sinergia per far sì che tutta la comunità sia partecipe a queste iniziative in questo caso sportive e naturalmente del calcio in particolare. Ecco, stasera c'è da elencare, ormai l'anno è passato, quindi sappiamo già tutto quello che è stato successo e questa sera sarà la serata per creare le sinergie e il programma futuro. Il programma futuro che si intende l'annata calcistica 2018 e 2019. Questa annata, come tutte le annate calcistiche, hanno le sue difficoltà, le sue particolarità, ma comunque noi cerchiamo in qualche modo di assecondarlo e portarlo avanti nei migliori dei modi. Speriamo di far sì di ripeterci come l'anno scorso. Come già sapete la squadra si è riconfermata in prima categoria e adesso dico fra l'altro che la prima squadra giocherà a Ponte Grepallo, quindi a scanso dei equivoci che qualcuno diceva no, la squadra si sposta eccetera, no, la squadra è di Ponte Grepallo e giocherà a Ponte Grepallo tutte i domenica pomeriggio quando si gioca in casa. Poi naturalmente vediamo il calendario successivamente per altri avvenimenti sportivi in seno a quel impianto sportivo. Ecco, quindi detto questo sarà poi i miei collaboratori che man mano che andiamo avanti illustreranno ovviamente i vari passaggi e le varie funzioni di ogni settore. Abbiamo Cristiano Franceschetti in qualità di direttore sportivo, Lorenzo Reitano responsabile marketing, poi abbiamo il segretario naturalmente Gianni Cecchi e non per ultimo il responsabile del settore giovanile naturalmente Flavio Cristo e abbiamo invitato e ci fa onore la sua presenza l'Emilia che con la sua capacità, la sua pazienza ha fatto sì che quest'anno tutto funzionasse bene per il meglio sotto il profilo dell'impiantistica e naturalmente dell'avviamento. Grazie Emilia. Io l'applauso. Allora, detto questo, siccome che anzi questo locale è abbastanza caldo, non vorrei allungare troppo, ovviamente volevo passare la parola in questo caso a Cristiano Franceschetto e poi ognuno illustrerà il suo passaggio e a fine andiamo a concludere con il sottoscritto. Grazie. Vai Cristiano. Buonasera a tutti. Ma io più di risultati sportivi non posso parlare questa sera, credo che nei trofei che si sono qui esposti, che li abbiamo portati soprattutto per la squadra giovanissimi, che è il primo anno in assoluto che arriva seconda a due importantissimi tornei come il Venezia Cup e il torneo di Cessalto. I ragazzi arrivati quarti anche in campionato, bisogna fare un applauso doppio perché hanno sposato la causa del Ponte Grepallo, per cui hanno capito che facevamo sul serio, sono stati ben diretti con collaboratori sicuramente all'altezza come Gianluca Zoia, Ferro Lodi, oltre a Patrizio Barsa che era il loro allenatore. Ecco, io vorrei fermarmi soprattutto non sulla prima squadra, però sull'organizzazione del settore giovanile che quest'anno dovrebbe comprendere in linea di massima la categoria allievi, la categoria giovanissimi e poi vedremo più avanti di quali categorie possiamo parlare, dipendentemente anche da qualche colloquio che è avvenuto in questi giorni con l'altra società sportiva presidente dell'Aclea che si chiama Città di Eraclea, dove noi abbiamo fatto delle proposte
che il sindaco e l'amministrazione comunale mi pare stiano sposando, vediamo se ci sono le condizioni per cercare di fare qualcosa in comune. Premesso che sono già passati quasi 10 giorni e non ho avuto il piacere di sentire nessuno, né io né il Presidente né tutta la società calcio Ponte Carvalho. Per quanto riguarda l'aspetto poi della prima squadra, chiaramente farà il campionato di prima categoria insieme alla Juniores, cercheremo di portare a casa più ragazzi possibili, riportare a casa, perché sono in giro per i campi sportivi che sono qui nelle società sportive di periferia rispetto all'Eraclea, cioè nel senso di Jesolo oppure San Donà, eccetera. Io cerco sempre di riportare i ragazzi dove sono nati calcisticamente e cerco sempre di far capire alla gente che andare via dall'Eraclea e poi ritornarci, insomma, sono i costi e forse non serve. Per quanto riguarda la società sportiva, io ho chiesto al Presidente anche di allargare al massimo la società sportiva, cioè di aprire le porte a chi vuole fare calcio insieme a noi con ragazzi. Cioè, io ho detto anche al sindaco stesso, se c'è uno che vuole fare il mio ruolo, sono qua pronto a dare le dimissioni domani mattina, non ne faccio un altro, oppure non ne faccio nessuno, ma comunque porterò sempre avanti il calcio dell'Eraclea, se è possibile fare così. Quindi allargamento della società a chi vuole intervenire, a chi vuole fare calcio, che significa tempo e soprattutto passione. Io credo che siamo, da questo punto di vista, siamo aperti, anzi super aperti. Allora, se le cose dovessero continuare così, dato che manca 15 giorni all'apertura dell'iscrizione delle squadre, 15-20 giorni, insomma, perché quest'anno si anticipa tutto di una settimana, per cui da 1 luglio poi si comincia a versare le quote in FCC e tutto quello che c'è da fare a livello contabile. È chiaro che noi in questo momento facciamo tutte le squadre a partire dai primi calci, dei piccoli amici, in su poi il prisma sarà più dettagliato rispetto all'organizzazione, ai campi sportivi che utilizzeremo, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io non devo dire più niente, quindi passo la parola a Gaetano Lorenzo, che è il team manager marketing del calcio Ponte Carvalho. Buonasera a tutti, io sarò molto breve. Io, a nome della società SD Monte Carvalho, volevo ringraziare tutte le aziende presenti che con la loro pubblicità hanno dato modo di crescere amministrativamente anche con un po' di aiuto che hanno dato. Niente, io devo soltanto ribadire il ringraziamento a tutti gli sponsor che con la loro pubblicità sia all'interno del campo di calcio che anche nel cartellone che voi potete vedere sono stati parecchi, e con la speranza che loro riconfermano la loro pubblicità. Un grazie a loro e vorrei fare anche un applauso a tutti gli sponsor. Grazie e passo la parola io a Flavio. Buonasera a tutti. Sarò sintetico al massimo, nonostante devo fare dei ringraziamenti diretti innanzitutto ai nostri atleti, a tutti i bambini, a tutte le squadre che hanno partecipato ai nostri campionati e ai genitori che hanno versato tanta pazienza, tanta passione e anche tanto sacrificio. Qualche mese fa io parlavo di uno sforzo, cioè quello di mettere in moto una macchina che era uscita dalla fabbrica da poco. Abbiamo messo in moto una macchina e volevamo sentire il rumore di questa macchina. Alla fine questa macchina invece, oltre che il rumore del motore, ha fatto tanta strada in poco tempo, conquistando anche ottimi risultati, come ha detto il Presidente, come ha detto il direttore sportivo, sia dalla prima squadra che da una squadra del settore giovanile in particolare, fino ai più piccoli che hanno tanto impressionato gli addetti ai lavori dei campi dove siamo andati a giocare. Ed è proprio da queste squadre che io parto con dei piccoli brevi ringraziamenti, però abbastanza succosi. Partiamo dai più graziosi, che sono i piccolini, i piccoli amici, che è stato un gruppo fantastico, guidati da un allenatore, Sadi Azizolli,
direi competente è riduttivo, perché ha messo tanta dedizione, tanta passione. È stato un buon collante anche con quei genitori che purtroppo hanno dovuto, come ho detto prima, versare tanta pazienza nei vari raggruppamenti, perché non dimentichiamoci che le squadre piccole, dei piccolini, fanno dei raggruppamenti a volte anche un po' fastidiosi, perché sono diversi dalle varie partite che facevano un tempo, non più una squadra contro un'altra, ma si ritrovano in 6 squadre e quindi a volte si può essere anche un po' spaesati. Si sono comportati benissimo in campo i bambini, ottimi genitori fuori. Seconda squadra per ordine di età sono i Pulcini che sono stati secondo me ammirevoli sotto ogni punto di vista insieme ai genitori, perché non è stata un'annata facile, è stata un'annata difficile sotto vari punti di vista, per lo sbaglio iniziale di una guida tecnica forse un pochino troppo superficiale. Poi pian pianino anche qui la piccola macchinetta si è messa in moto e nonostante qualche bastonata in campo, l'entusiasmo ha stravinto su ogni campo dove sono andati a giocare. Quindi un ringraziamento a questi splendidi bambini annata 2009, 2008, 2009, 2010 e ai loro genitori. Qui c'è un ponte levatoio, perché noi il prossimo anno, come ha detto il direttore sportivo, vorremmo fare tutta la catena del settore giovanile, quindi andare a coprire ogni squadra. Quindi qui ci sarebbero gli esordienti a 9 che speriamo di poter fare anche quella, magari come ha detto Cristiano, con una collaborazione o qualcosa del genere. Gli allievi non sono stati fatti, quindi anche quello è un anello mancante che però andremo al 100% a coprire. E poi la Juniores, il serbatoio diretto della prima squadra, che anche lì è stato un inizio un pochino in salita e poi è stata secondo me una discesa a dir poco trionfale, come le immagini e le testimonianze di Enrico Manzini, dove potete andare a vedere le immagini e tutto ciò che ne concerne. Per ultimi, ma sicuramente non per importanza, io vorrei spendere 2 parole per la squadra che ha chiuso la stagione pochi giorni fa, ed è quella dei giovanissimi provinciali guidati da Patrizio Bars e sotto la dirigenza di Rudy Ferro e Gianluca Zoia. Io vorrei chiamare qui Patrizio Bars, perché credetemi, arrivare secondi ad un Venezia Cup insomma per la nostra realtà calcistica è qualcosa di veramente importante. Io lascerei la parola un secondo a Patrizio, perché vorrei che presentasse i ragazzi presenti e che il capitano alzasse ciò che gli spetta, cioè la coppa che hanno conquistato al torneo di Cessalto. Che vita che vedo. Sì, dai, li chiami qui davanti. Allora, miei ragazzi, questa sera ne mancano 5-6 perché il 2004 con i problemi degli esami hanno preferito rimanere a studiare. E cominciamo da loro che non ci sono questa sera, da Thomas Bass, da Pasquale Cesare, da Franzo Riccardo, da El Aucham Elias e cominciamo dopo con i 2 portieri, Matteo Bragatto e Sandro Zoia Luigi. Se venite qua, voglio qui davanti. Si prende dell'applauso. Dopo, da quei pochi difensori che sono rimasti, da Rubin Samuel, Ferro Alex e Perissinotto Andrea.
Da centrocampo e attacco con Arias Mattias, vieni, Vignotto Matteo, Nebiu, Ruscitti e non per ultimo il capitano Andretta Kevi. Piazza la coppa. E questo gruppo lo sto... Giustamente prende la coppa. Questo gruppo ce l'ho da 3 anni e come quest'anno poi sinceramente non me lo sarei mai aspettato dei risultati così, però conoscendo i ragazzi che in campo danno l'anima, i risultati sono usciti. Dispiace un po' per le 2 finali perse, però in finale ci siamo arrivati. Bravi ragazzi, eh? Il capitano adesso riceve tutti e 2 i trofei da parte del presidente. Kevin? Kevin, vieni. Questo è il Venezia Cup. E questo è quello di Cessalto che abbiamo fatto l'altra sera. E un grazie a tutti loro e a Zoya Gianluca se viene assieme con i ragazzi. Un grazie a Rudy Ferro che non è potuto partecipare per altri impegni extra calcistici e un grazie alla società che ha creduto in tutti noi. Quindi concludo il mio intervento solitamente, ecco, rinnovando, chiedendo di rinnovare a noi la fiducia che avete dato quest'anno. Sicuramente il prossimo anno, la prossima stagione ci sarà qualche piccola novità, speriamo qualche novità positiva, noi ce lo auguriamo. Fino adesso di errori sono stati fatti pochi, speriamo di continuare su questa strada. Ringrazio ancora tutti e passo la parola all'intervento finale del Presidente. Allora, grazie ragazzi e naturalmente a tutto lo staff che ha fatto sì di conseguire questi ottimi risultati. Grazie ragazzi, grazie a mister e grazie ai compenatori. Allora, non è che io dicevo prima che andiamo a Ponte del Palmo, ma non è che trascuriamo l'opportunità di essere anche a Raclea, noi abbiamo bisogno di spazi, per cui è assolato che lo spazio che noi cerchiamo è uno spazio che comunque non è che voglia peccare di presunzione, ma comunque noi abbiamo la disponibilità anche degli impianti sportivi di Raclea per quanto riguarda il settore giovanile e tutto quello che ne sarà l'organizzazione dello stesso, quindi tranquilli, se ci saranno gli spazi li troveremo, anzi abbiamo titolo per trovarli, per cui non mi pongo un problema di questo genere. Vogliamo continuare naturalmente in maniera categorica e naturalmente far sì che sia sempre migliorativo. Abbiamo diversi progetti, uno fra tutti quello di acquistare anche un pulmino per dare un servizio abbastanza. Dico, è l'idea di comprare un pulmino, però vediamo se poi possiamo averlo. Quindi questo è il nostro auspicio. Gli allenamenti del settore giovanile cominceranno grosso modo a fine settembre e poi sarà a fine agosto, perché a settembre si gioca, quindi a fine agosto sarà comunicato. Non per ultimo, quest'anno non so se avete avuto modo di guardare il sito internet portato avanti con una certa eleganza e capacità soprattutto dal nostro collega e naturalmente collaboratore Enrico Manzini, che ha un modo di vedere quel sito internet, ce lo invidiavano addirittura società di categoria molto superiore, un sito molto dettagliato, molto importante, che era presente ovunque su tutte le squadre,
Chi ha avuto modo di seguire il sito trovava i giovanissimi, trovava i junior, trovava tutto quello che poteva essere l'organigramma della società e tutto quello che poteva essere. Quindi per fare ulteriore immagine a questa società, ecco questo sito naturalmente è nato a proposito e vogliamo ulteriormente svilupparlo. Grazie Enrico per il tuo impegno e per la tua disponibilità. Quindi questo è uno dei fatti, naturalmente sarà tutto da migliorare sicuramente, non siamo mai arrivati, nel calcio non si indovina mai, si sbaglia tanto ma si indovina poco, questo è purtroppo il calcio. Cerchiamo di fare il nostro meglio perché il settore giovanile è il ferro piano di una qualsiasi società calcistica, quindi fatto in una maniera corretta, fatto in maniera predisposta e naturalmente organizzata fa sì che i ragazzi si trovano ovviamente al meglio e hanno altro che da implorare in maniera categorica l'evento e la partecipazione della società. Questo è per quanto riguarda l'importanza del settore giovanile. Cercheremo di fare del nostro meglio, abbiamo bisogno di collaboratori. Prima Cristiano diceva che la società, ecco, lo scopo anche di questa serata è che noi siamo aperti, non siamo chiusi su una stanza per quale dice la società è nostra e da qua non si smuove nessuno, no, la società è di tutti, perché il fatto stesso di tutti gli sponsor, di tutti quelli che fanno pubblicità, ci gratificano naturalmente creando la sinergia di migliorare continuamente, quindi la società è aperta, chi vuole entrare in società non ha nessun problema, troverà le porte aperte, basta discuterne e mettersi d'accordo nelle eventuali operatività della stessa, quindi questo, anche per le società ha bisogno di tanto linfa economica, quindi voi sappiate che non è preclusione alcuna. Io stasera mi sento anche di ringraziare dei sponsor importanti, quindi che hanno aderito e hanno continuato nel suo apporto. Franco Passador, presidente delle cantine Vivo, e Willy Lucchetta, LS Group, un altro grandissimo sponsor che ha pagato in pieno l'insieme l'attività calcistica e prevalentemente sul fatto del settore giovanile. Loro sono molto sensibili al settore giovanile, ho avuto un incontro qualche giorno fa e mi dice Betti, cerchiamo di portare avanti il settore giovanile, noi siamo qua, ti diamo una mano e noi cercheremo di fare il meglio del meglio per portare avanti questo. Con questo non è che voglio diminuire gli altri naturalmente sponsor e pubblicità che ci è stata data, ricordo anche l'impresa Massimo Pasquale che anche lui col suo apporto ci ha dato una buona mano, quindi sono tutti importanti che hanno fatto sì che questo possa crescere. Il pulmino si sente quasi doveroso per quanto riguarda la società, perché abbiamo diverse dislocazioni nel territorio, Brian, Stretti, Sette Casoni, eccetera. Vediamo, adesso lo stiamo studiando, Lorenzo sta studiando con delle attività commerciali relative a questo, per cui di trovare una sinergia di far sì che si possa avere questo pulmino in maniera tale che poi non ci sarà la difficoltà oggettiva e operativa da parte dei genitori recarsi obbligatoriamente tutti i giorni. Noi cerchiamo di farlo, speriamo di riuscire a farlo, non è una promessa, è un'intenzione, per cui stiamo lavorando per questa iniziativa. Cosa c'è da dire adesso? Io mi auguro che il calcio trovi ovviamente una soluzione, una sinergia tale da convivere in maniera da creare una situazione ovviamente piacevole per il nostro territorio. Noi non siamo in meglio e non siamo neanche in peggio altrove, però vogliamo parlare comunque a pari con tutti per far sì che questa iniziativa, che questa attività relativa allo sport e al calcio in particolare, che noi siamo amanti, che possa avere dei risultati positivi e naturalmente gratificare genitori, famiglie e ragazzi. Quindi auspico che nel futuro immediato non ci sia più rivalità nell'ambito comunale, non ci deve essere la rivalità. Quelle rivalità che nascono non so perché, io sono disposto alla società cristiana al Senato di discutere per mettere insieme un modo tale da creare queste sinergie, perché noi adesso abbiamo anche una certa sorta di privilegio nell'ambito sportivo e negli impianti stessi, perché una delibera, più che una delibera del regolamento comunale,
ci attribuisce la società più titolata in territorio di fare puntini, non dico cosa. Non voglio vantarmi di questo fregio, io voglio ragionare, la nostra società è disposta a ragionare per mettere insieme tutto il settore giovanile in maniera tale che questo sia un settore che dia queste situazioni che ho appena menzionato. Ecco, detto questo, credo che per la serata che noi abbiamo, che ci è organizzato stasera, non è che voglio dire posso chiudere, volevo sentire anche da parte vostra se c'è qualche suggerimento, perché non siamo degli eroi, non siamo predettori di quello che vogliamo fare, noi siamo delle persone che mettono la sua disponibilità di tempo, fra parentesi anche economica, per creare ovviamente questa situazione favorevole per tutti. Ecco, adesso se qualcuno magari vuole crearmi, fare qualche domanda, noi siamo ben disponibili ad accettare anche questo. Ecco, fra l'altro volevo ringraziare anche Gianni Cecchi in qualità di segretario che nonostante la sua età si è sempre prodigato al fine di creare ovviamente una certa simpatia, una certa correttezza nel suo poco tempo che dispone, ma comunque sempre presente. Ecco, grazie Gianni. Bene, adesso sta a voi se qualcuno ha qualche suggerimento, se qualcuno dice io voglio entrare in società, non c'è nessunissimo problema. Non è il caso magari parlare stasera, si può parlare in altre occasioni, però io auspico che questo possa avvenire perché come ho detto prima, lo ripete, la società non è chiusa, quindi la società è aperta, non deve essere vincoli per nessuno. Aspetto la parte vostra se avete qualche suggerimento da darci e comunque invito i miei collaboratori se hanno qualcosa da ribadire. Questo è che io vorrei arrivare un po' una volta a fare. Certamente che il pulmino che io ho sollecitato e sto sollecitando sempre in ordinazione, un pulmino intanto è basilare, perché noi abbiamo anche nella categoria junior, se avevamo dei ragazzi che non sono patentati, che comunque i genitori lavorano e non possono arrivare a campo per andare a prendere, bisogna prenderli anche quelli, cioè bisogna andare a prendere i ragazzi, c'è poco da fare perché ormai viviamo in questa situazione, i genitori lavorano e i ragazzini sono a casa, bisogna andare a prenderli perché per non fargli perdere la voglia di fare questo sport, di giocare a calcio. Ok? Bene, allora con questa ultima sortita di Cristiano io non ho altro da aggiungere perché credo che in poco tempo abbiamo esaurito tutto quello che ritenevamo di dire. Auspico che sia presa sensibilmente questo passaggio per il quale noi naturalmente ci prodighiamo a far sì che tutto sia nel migliore dei modi. Detto questo, mi resta per ringraziarvi della vostra partecipazione, per cui viva il calcio, viva il settore giovanile e viva tutti coloro che intendono lo sport in maniera sana, in maniera corretta e naturalmente in senso disponibile di una certa correttezza e una certa educazione. Grazie a tutti e buonasera.